fuera con... Buonasera, buon pomeriggio, buonasera buonanotte, amici buongiorno. Dipende quando loro guarderanno questo bellissimo video. Vabbè. Buonasera. Buona visione amici di Ferro Team, siamo qua Giulia e Beatrice come sempre per voi a portarvi in una finalissima regionale. Assolutamente sì, carissima Giulia, stasera siamo al ristorante Al Lago a Solesino per la finale regionale di Miss Una ragazza per il cinema. Lei mi deve per forza finire le frasi, niente, lei non ce la fa stare muta per 2 secondi. Ti ricordo che sei licenziabile perché qua quella che licenzia sono io. Chi lo dice? Ormai mi dispiace, abbiamo lo stesso potere. No, l'anzianità. Adesso è l'anzianità. Sì, assolutamente. A parte gli scherzi, come potete vedere alle nostre spalle le ragazze, le sfidanti della serata, si stanno già rendendo conto del percorso, di quello che dovranno fare insieme a Max, il patron che sentiremo successivamente. Io e Beatrice questa sera saremo in giuria, quindi attenzione, tremate, anche perché io questa sera penso che sarò ancora più severa del solito, perché io, essendo già stata una Miss Una ragazza per il cinema, avendo già partecipato alla finale nazionale, sono già stata a Taormina, sono già stata in Sicilia, ho vissuto, ho toccato con mano con queste splendide mani, detta sinceramente perché sono bellissime, e ho toccato veramente tutto quello che hanno fatto, so il percorso, so quello che faranno, sarà veramente tosta, anche perché ci vogliono, questa non so se si può dire su YouTube, ma 2 cojones grandi come una casa per riuscire a portare a termine quella settimana, perché è veramente bella, intensa, sono orari molto tosti e bisogna arrivare perfette tirate a pallino, perché lì non c'è lo spazio per avere qualcosa fuori posto. Mi ricordo, io quella volta avevo le unghie leggermente più lunghe di quelle che portavo adesso, da là mi è rimasto il trauma, infatti come potete vedere le mie unghie sono sempre corte, nude o al massimo con un French, un baby boomer, che da là mi è rimasto, insegna tanto, quindi vediamo a chi daremo l'opportunità questa sera. In tutto ciò io vorrei chiedervi, carissimi amici, quando mai Giulia Rubinatti è stata clemente nelle giurie. Vi rispondo io, mai. Stasera sarò peggio. Cioè il fatto che lei sia peggio, meno male che le miss qua non ci stanno sentendo per ora, stanno facendo finta di non sentirci, perché no, questa sera terrò un occhio più di riguardo, quello sì assolutamente, perché ci tengo in maniera più particolare. Bene Giulia, io direi a questo punto che possiamo andare a mangiare. Noi sì, facciamo la nostra pausa cena, ci vediamo ovviamente alla fine di tutto il concorso con le interviste alle ragazze che sono passate, soprattutto le interviste con Max, per farci dire un attimo come sarà gestita la logistica della partenza, e poi ovviamente quando tornerà vogliamo sapere tutto quanto su chi ha vinto e chi non ha vinto, chi delle nostre ha vinto una fascia. Buona visione, a dopo! Max Eventi vi dà il benvenuto alla presentazione del concorso nazionale Una ragazza per il cinema. Buonasera a tutti e benvenuti a questa bellissima serata. Siamo di nuovo qui in questa meravigliosa cornice del lago di Solesino per la finale regionale del concorso nazionale Una ragazza per il cinema, curato in esclusiva per Veneto e Trentino Alto Adige da Max Eventi. Questa è una serata particolarmente importante perché le ragazze che conquisteranno le fasce stasera accederanno alle finali nazionali che avranno luogo nella splendida cornice del Teatro Antico di Taormina a settembre. Ma inizierei prima di tutto ringraziando Fabrizio, titolare di questo splendido posto. Eccole qui, ciao Fabrizio. Buonasera a tutti, vi lascio in mano alla Monica. La Monica il prossimo anno farà un programma Rai 3, è bravissima a presentare. Max da stamattina alle 7 che mette giù tappeti, speriamo che la serata sia spettacolare e ringrazio Max e Monica e tutte le ragazze per aver scelto la nostra location. Un applauso a questi 2 signori, grazie Monica.
Grazie Fabrizio, a dopo. Io lo ringrazio sempre perché, a parte la sua simpatia, ma insomma siamo in questo splendido luogo. Come dicevo, questa sera avrà luogo qui la finale regionale, quindi una finale particolarmente importante perché le ragazze che si aggiudicheranno le fasce questa sera voleranno direttamente a settembre a Taormina per rappresentare la loro regione alla finale nazionale, che è una finale che sarà ripresa dalle maggiori reti, che ha un grosso impatto mediatico e che permette alle ragazze di ricevere anche delle importanti borse di studio che possono essere molto utili per la loro carriera. E intanto andiamo avanti iniziando subito a presentare la nostra giuria di questa sera. Prima di tutto voglio presentarvi la nostra prima giurata, che è la nostra Miss, una ragazza per il cinema veneto finora in carica, quindi Miss una ragazza per il cinema veneto 2024, Cristal Bomiero. Esto se pone puro y bello, fuego en la pista, nadie se resiste, suda la camisa. L'abbiamo lasciata un po' anche senza musica questa ragazza. Ciao Cristal, benvenuta, bentornata tra noi. L'anno scorso eri emozionatissima tra le concorrenti, tuo primo concorso anche tra l'altro, vieni qui avanti con me, e hai anche vinto un sacco di fasce, sbaragliato un sacco di concorrenti e siamo finite in finale nazionale a Taormina. Quest'anno sei qui come Miss in carica, una ragazza per il cinema veneto 2024, avrai il compito di essere dall'altra parte, sarai in giuria. Come ti sembra questa cosa? È un ruolo molto arduo, diciamo 8 ragazze nelle mie mani, tutte con i miei sogni, con le preoccupazioni che avevo anche io tempo fa, un anno fa, e quindi sarà difficile, perché è la prima volta anche per me stare in giuria e dover giudicare delle ragazze che anche loro hanno i loro sogni, i loro desideri che magari nutrono da quando sono piccole. Sei passata dall'altra parte stasera. So che volevi dire qualcosa. Scusate se tremo un pochino, mi trema la voce. È l'emozione. Esatto. Mi ero preparata un discorso per non stare a bocca asciutta. E allora, essere qui questa sera, un anno dopo quel momento che ha cambiato così tanto la mia vita, è qualcosa di indescrivibile. Ricordo bene quella sera, salivo su questa passerella con mille insicurezze, con una fiducia in me stessa che avevo smarrito lungo il cammino. E poi è successo, questa fascia, questa corona, ma soprattutto quello sguardo della giuria che ha sempre creduto in me. A voi va tutto il mio profondo grazie, mi avete aiutato a rivedermi con occhi nuovi e a riscoprire il mio valore. Alle ragazze invece voglio dire che tra poco riceverete un titolo. Non siate mai solo un volto o solo un sorriso, siate luce, presenza e consapevolezza. Una Miss non è soltanto eleganza e bellezza, è coraggio, è cuore ed è voce. È la forza gentile di chi ispira con l'esempio, anche stando in silenzio. Una ragazza per il cinema mi ha regalato momenti indimenticabili, scusate, tra tutti l'esperienza a Taormina, un sogno ad occhi aperti. Ho portato con me un bagaglio di emozioni vere, amicizie nate sotto il sole della Sicilia e un palco che ti insegna a brillare davvero. Lì, tra le mura del teatro antico, ho ritrovato la mia fame di ambizione. E se tutto questo ha avuto un senso, è anche grazie a Monica e Massimo, i nostri padroni. Ok, ci sono. Presenti, premurosi e sinceri. Due figure che per me sono stati come genitori, una guida e una spalla sempre. Stasera passerò il testimone, ma porto con me tutto. Quest'anno mi ha cambiata, mi ha insegnato ad amarmi di nuovo. Grazie di cuore. Grazie a te tesoro, dammi un bacio. E così, tu eri emozionata, hai fatto piangere Max,
hai fatto commuovere me che devo far finta di niente perché ho il microfono, quindi adesso vatti a sedere che hai già fatto danni. Continuo a presentarvi la nostra giuria di questa sera. Abbiamo qui con noi Elvi Bentani, sindaco di Solesino. Benvenuto Elvi, è un piacere riaverti qui. Abbiamo qui Giulia Urbinati, che ama definirsi mamma a tempo pieno e che è parte di Giri Ferro Team, e Beatrice Tomada, studentessa magistrale e parte di Giri Ferro Team. Io come al solito vi auguro un buon, duro lavoro, metteteci impegno, metteteci cuore e poi noi ci sentiremo più tardi. Bene, stasera le ragazze avranno un attimo di emozione in più, non solo perché è la finale regionale, ma anche perché questa sera, oltre alle solite, diciamo così, uscite istituzionali, quindi per far ammirare la loro bellezza, si esibiranno anche in una prova talento, di modo che oltre alla loro indiscussa bellezza possiate avere un piccolo assaggio di quelle che sono anche le loro capacità. Ed è proprio con la prova talento che questa sera inizieremo e cominciamo subito con la numero 1. Lei è Sara Manfrotto. Io mi sposto così ti lascio il palco. Fuoco nei piedi, ritmo che esplode, la pista vibra, nessuno si nasconde. Oh. Senti il tamburo, oh. Entra nel futuro. È bravissima la nostra Sara, che ha vinto anche un bel po' di emozione ovviamente. E andiamo avanti con queste prove talento e andiamo avanti con la numero 2, Lucrezia Marino. Se domani non rispondo alle tue chiamate, mamma, se non ti dico che non torno a cena, se domani il taxi non appare, forse sono avvolta nelle lenzuola di un hotel, su una strada o in un sacco nero, forse sono in una valigia o mi sono persa sulla spiaggia. Non aver paura, mamma. Se vedi che mi hanno trascinata per i capelli, se mi hanno accoltellata, cara mamma, non piangere se scopri che mi hanno palata. Ti diranno che era giusto, che ero da sola, che il mio ex psicopatico aveva delle ragioni, che ero infedele. Ti diranno che ho vissuto, mamma, che ho osato volare molto in alto in un mondo senza aria. Ti ricorderai di me, mamma. Saprai che sono stata io a rovinarlo quando avrai di fronte tutte le donne che urleranno il mio nome. Perché lo so, mamma, tu non ti fermerai.
Ma per carità, non legare mia sorella, non rinchiudere le mie cugine, non limitare le tue nipoti. Cara mamma, non piangere le mie ceneri. Se domani sono io, se domani non rispondo alle tue chiamate, mamma, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima. Il suo spirito vola. È bravissima anche la nostra Lucrezia. E continuiamo con la numero 3, Noemi di Vigiano. Toccava ogni cuore. Dobbiamo incoraggiare queste ragazze povere, sono già piene di emozione. Cammino solo ma non ho paura, ogni cicatrice è la mia armatura. Ho pianto in silenzio, ho perso il fiato, ma ora mi rialzo, non sono più il passato. Metto il mio cuore in prima linea, non mi nascondo, non ho più spine. La mia voce è un tuono che risuona, sono luce che non si abbandona. Sono invincibile, come un cielo senza fine. Sono irraggiungibile, come sogni che camminano. Sono fuoco, sono vento, sono tempesta che sorride. Sono invincibile e nessuno mi può fermare. Ho imparato a brillare nel buio, ogni caduta mi ha reso. È bravissima anche la nostra Noemi. E continuiamo con la numero 4, Rebecca Dragomir. Non mi nascondo, non ho più spine. Un applauso di incoraggiamento sempre a queste ragazze.
E brava anche la nostra Rebecca. Allora, continuiamo adesso con la numero 5, Giada Giacomella, e Rebecca resta qui perché collabora. Le luci della città brillano nella notte, strade veloci e sogni che non si possono fermare, ma ogni curva, ogni incrocio è una scelta da fare. Rispetta la tua vita, guida senza fretta e paura, guida la vita, non lasciarla al caso, ogni passo sulla strada è un'opportunità. Guida la vita con saggezza e coraggio, perché ogni giorno è un dono da apprezzare. Le emozioni corrono veloci come il vento, ma non dimenticare di pensare un momento. Un attimo di distrazione può cambiare tutto quanto. Metti il casco, allaccia le cinture, vivi il tuo sogno in movimento. Guida la vita, non lasciarla al caso, ogni passo sulla strada è un'opportunità. Guida la vita con saggezza e coraggio, perché ogni giorno è un dono da apprezzare. Non c'è fretta, non c'è corsa che valga di più. Brava anche la nostra Giada, e andiamo con la numero 6, Linda Dainese. Nonna, raccontami una storia. Mi piace tanto ascoltare i tuoi racconti. E va bene, ascolta. Tanto tempo fa conoscevo un uccellino. Un uccellino? Ma noi topolini abbiamo paura degli uccellini. Davvero eri amica di un uccellino? E non avevi paura, nonna? Si chiamava Tico. Mentre mi occupavo dell'orto, aveva preso l'abitudine di sedersi vicino a me a chiacchierare. E tu lo capivi, nonna? Certo, mi parlava delle piante, degli alberi e delle felci. Tico era un uccellino molto speciale. Che cosa aveva di speciale, nonna? Di che colore era? Beh, a guardarlo sembrava identico a tutti gli uccellini. Ma un giorno Tico mi raccontò la sua storia e mi disse che anch'io sento gli uccellini cinguettare felici, sai, nonna? Li guardo mentre cercano le bacche rosse e mi sembra che siano tutti uguali. Se ascolterai la storia di Tico, scoprirai che in realtà topini, bambini e uccellini tra di loro si somigliano, ma tutti sono diversi, ognuno con i propri ricordi e con i propri invisibili sogni dorati. Va bene, nonna, ti ascolto, senza interrompere, promesso. E brava anche alla nostra Linda. E proseguiamo con la numero 7, Maria Antonietta Marino. Stanotte non finisce mai. Buonasera a tutti, questa sera porterò un estratto di un monologo di Joe Evan che
che si intitola Sei perfetta. Sei perfetta perché sai sbagliare bene. Non hai paura di buttarti, di spaccarti il muso. Non hai paura di rialzarti, di pulirti dal sangue e fare con le spalle quel verso di chi si è fatta niente. Sei perfetta, non perché non fai errori, ma perché ne fai tantissimi, perché ci provi sempre, ci riprovi ancora, non molli mai. Testa dura, cuore morbido. Sei perfetta. Perfetta non significa impeccabile. Perfetta significa perfetta. Significa che ci hai provato così tante volte da essere affetta, a pezzi, distrutta, disintegrata. Significa che ci hai provato così tanto che ora è da stupidi mollare. Sei perfetta. Sei perfetta perché tutte le persone che anche per un secondo ti passano accanto si ritrovano all'improvviso con la voglia matta di lottare per i propri sogni. Grazie. E brava anche la nostra Maria Antonietta. E andiamo con la numero 8, Veronica Scottò. Oltre il sole, oltre noi. Che bravissima anche alla nostra Veronica, ci hai fatto venire l'ansia. Bene, stasera avete avuto un piccolo assaggio del loro talento. Dopo averle viste con questo assaggio di bravura, direi di ammirarle ora in tutto il loro splendore, con la loro uscita elegante. Cominciamo subito con la numero 1, Sara Manfrotto. In the quiet of the night I see your face, a gentle beauty time cannot erase. Every heartbeat whispers your name. Without you here, nothing feels the same. You're the light that shines through the haze, the spark that sets my soul ablaze. Every dream is painted with your hue. I'm just one step away
Marino. I walk through shadows searching for your hand. A beautiful girl in a promised land. Your laughter's a melody I can't forget. In your eyes I see stars that haven't set. You're the reason my skies turn blue, the answer to prayers I never knew. Every path leads me back to you. I'm just one step away from you. One step away from your love so true. One step away from a life with you. Every moment feels like destiny. With your heart my world's complete to me. If the world fades and crumbles apart, Numero 3. I'll hold the Noemi pieces close di to my Vigiano. heart. I walked through fire, I danced in rain, tasted thunder, swallowed pain. Every scar a story told of dreams that never did grow old. They said I'd fall, I'd break, I'd bend, but here I stand, I won't pretend. I gave it all, I took the test, and now I rise among the rest. 'Cause I was born for the moment, the spotlight and the roar. I've carried hope like a banner, now I'm knocking on the door. I am the voice, I am the fire, climbing higher and higher. Tonight the world will know I was born for the moment. Cold nights and lonely fights, running blind Numero through fading 4. lights. Rebecca Gravoli. Flame and carved a legacy from pain. Now the crowds are singing, the skies ignite. This is my story bathed in light. With open arms I claim the stage, unleashing years of silent rage. Yes, I was born for the moment, can't deny it anymore. This is my time, my final climb. I'm not waiting at the door. I am the wind, I am the thunder, breaking silence as I soar now and forever know I was born for the moment. I've carried hope like a banner. Now I'm knocking on the door. I am the voice, I am the fire, climbing higher and higher. Tonight the world will know I was born for the moment. Numero 5. Giada Giacomella. Hai lasciato il tuo profumo sulle lenzuola, come una fiamma che non vuole spegnersi. Ci siamo detti troppe verità in una sola volta, ed ora i muri urlano il tuo nome, anche se dormi via da qui. E ti sento nei silenzi che mi tremano
nella pelle che non ti ha dimenticato. Brucia ancora come un tuono senza pioggia, come un'onda che ritorna e mi affoga senza scuse. Brucia ancora questa storia mai finita, sei la cicatrice viva che non voglio cancellare. Ogni notte ti riscrivo in controluce, con le dita sporche di malinconia. Tu sei il grande Numero 6, Linda Dainese. la più dolce, la mia luce nella via. E ti sento nei battiti che non trovano pace, nei respiri che si spezzano a metà. Brucia ancora come un tuono senza pioggia, come un'onda che ritorna e mi affoga senza scuse. Brucia ancora questa storia mai finita, sei la cicatrice viva che non voglio cancellare. Non siamo stati un errore, ma una scintilla che ha urlato amore. Anche adesso che è finita, sei l'unica cosa che mi fa sentire viva. Brucia ancora, nonostante tutto il tempo. Proseguiamo con la numero 7, Maria Antonietta Marino. Camminiamo tra città che non dormono, tra semafori rossi e sogni in corsa. Ma con te accanto è tutto chiaro, non mi serve più nessuna scusa. Siamo tempesta e riparo, la pioggia e il cielo sereno. Il mondo gira ma io lo affronto, se stringi la mia mano. Con te sto bene, anche quando cade il mondo. Ballo nel caos ma dentro sono al sicuro. Tra mille voci, la tua è la mia canzone. Sei la luce nel rumore, la mia direzione. Abbiamo corso tra i forse e gli imprevisti, saltato E numero 8, Veronica Scottone. Ogni ferita adesso è un segno che mi ricorda quanto è vero la mia direzione. Siamo fuoco e carezza, benzina e poesia. Ci basta uno sguardo per far pace con la vita. Con te sto bene, anche quando cade il mondo. Ballo nel caos ma dentro sono al sicuro. Tra mille voci, la tua è la mia canzone. Sei la luce nel rumore, la mia direzione. E se il tempo ci metterà alla prova, noi risponderemo con una strofa. Ci salveremo senza scappare, un passo alla volta e poi via a ballare. Con te sto bene anche quando tutto cambia. Sei rifugio dentro una tempesta strana. E se il mondo si ferma un secondo, io ti dico va bene. Tanto io... E così abbiamo avuto modo di ammirare le nostre Miss in Miss elegante. Tra poco
le vedremo in una versione molto più leggera, più da ragazzine, più casual. Ma prima voglio prendermi un minuto perché vorrei ringraziare intanto ancora una volta Fabrizio Del Lago con tutto il suo staff. Poi Federico Bolzon per le sue sempre bellissime foto, Sandro Ventura per le bellissime musiche. Vediamo se le ragazze, fatemi un segno, sono pronte le ragazze? Direi di sì. Allora adesso le ammireremo in versione casual e cominciamo con la numero 1, Sara Manfrotto. Nel cuore della notte brilli come una fiamma, con il tuo sguardo ardente accendi ogni dramma. Ogni passo che fai lascia un segno di fuoco, con la tua passione pura ci porti nel gioco. Oh fine miss, la tua luce non si spegne mai, come un fuoco eterno che nel buio brilla e non si ferma mai. Nel tuo sguardo c'è un mondo avvolto dal calore, ogni momento con te è un attimo d'ardore. Sei la scintilla che illumina la strada, ogni tuo sorriso è una fiamma che non svanisce, con la forza di un vulcano che esplode. Nel tuo abbraccio ogni cuore si scalda e si emoziona. Oh fine miss, la tua luce non si spegne mai, come un fuoco eterno che nel buio brilla e non si ferma mai. Nel tuo sguardo c'è un mondo avvolto da Numero 2, Lucrezia Marino. È un attimo d'ardore. Sei la scintilla che illumina la strada, ogni tuo sorriso è una fiamma che non svanisce, con la forza di un vulcano che esplode. Nel tuo abbraccio ogni cuore si scalda e si emoziona. Tra mille fiamme tu sei la regina, nel tuo abbraccio ogni anima trova la sua energia divina. Oh fine miss, la tua luce non si spegne mai, come un fuoco eterno che nel buio brilla e non si ferma mai. Nel tuo sguardo c'è un mondo avvolto dal calore, ogni momento con te è un attimo d'ardore. Numero 3, Noemi Di Vigiano. Respiriamo l'aria che ci unisce, sotto cieli che brillano di luce. Terra che danza in un cerchio eterno, un miracolo vivo, tutto vero. Il mondo ci chiama, ci abbraccia forte, dal mare profondo alle alte montagne. Guardiamo lontano, oltre l'orizzonte, uniti nel cuore, senza più paure. Numero 4, Rebecca Bradley. Foreste cantano con voci antiche, fiumi parlano di memorie infinite. Ogni stella che illumina il blu ci ricorda siamo parte di più. Il mondo ci chiama,
Prendiamo la mano di chi non ha niente, costruiamo ponti di sogni splendenti. L'amore può vincere ogni barriera, il mondo è nostro, una sola bandiera. Il mondo ci chiama, è il nostro tesoro, un dono da vivere senza timore. Ogni giorno è un canto, è un invito al sorriso. Il mondo è un miracolo, il mondo è vivo. Numero 5, Giada Giacomella. In un'isola di sogni e stelle lontane vola Peter Pan con un cuore da bambino. Accanto a lui la sua dolce fatina, con ali di luce e un sorriso divino. Vola, vola verso l'infinito, in un mondo magico e mai proibito. Peter Pan e la sua ragazza, in un amore che il tempo non sbiadisce. Lontano dalle ombre della realtà si rincorrono in cieli di fantasia, tra sirene e pirati, avventure da vivere. Ogni istante è una meraviglia da scoprire. Vola, vola verso l'infinito, in un mondo magico e mai proibito. Peter Pan. Numero 6, Linda Dainese. Che il tempo non sbiadisce. Anche quando il mondo sembra buio e freddo, la luce del loro amore splende sempre con un solo pensiero felice. Volano al di là di ogni confine. Vola, vola verso l'infinito, in un mondo magico e mai proibito. Peter Pan e la sua ragazza, in un amore che il tempo non sbiadisce. Numero 7, Maria Antonietta Marino. In un mondo che gira senza sosta, ognuno cerca il suo posto, una risposta tra sogni, speranze, lacrime e sorrisi. La vita ci chiama ma indecisi. È un viaggio, un'avventura senza fine, tra alti e bassi, luci e ombre di vive. Ogni istante è un dono da scoprire. La vita ci chiama, ma vivere e sentire. Numero 8, Veronica Scottoni. Dal primo respiro, ogni passo, troviamo l'amore, ci perdiamo nel tempo, impariamo a cadere, a rialzarci forti, perché ogni sfida ci rende più grandi. È un viaggio, un'avventura senza fine, tra alti e bassi, luci
contiamo le stelle, ogni storia è unica, così bella. Le strade si incrociano, destini si uniscono in questo grande viaggio insieme. E così abbiamo ammirato le nostre splendide miss anche in versione casual. Tra poco le ammireremo in costume, ma prima di vedere la canonica, la classica sfilata in costume, vorrei un attimo qui con me Max di Max Eventi. Accogliamo anche lui con un applauso, visto che è colui che organizza, il patrono di Max Eventi, colui che organizza questi eventi. Io lo so che tu non volevi venire, però ti volevo qui accanto a me perché prima di fare sfilare le nostre belle miss in costume volevo ricordare anche una cosa. Come dicevo prima, questa è la finale regionale. Le ragazze stasera si contendono le fasce che le porteranno in finale nazionale direttamente a Taormina in settembre, in quella splendida, magica cornice che è il Teatro Antico. Quindi è una serata importante perché comunque poi alle finali nazionali avranno modo di vincere anche borse di studio non da poco, giusto? Sì, esatto. Buonasera a tutti, grazie, buonasera. Sì, le ragazze di questa sera in automatico fasciate hanno diritto a partecipare alla finale nazionale dal 3 all'8 di settembre a Taormina. Diciamo che a Taormina poi ci sarà come dire un gruppo di lavoro, chiamiamolo così, di tutto rispetto, nel senso che le ragazze faranno una settimana lì per poi fare la finale appunto al Teatro Antico, ma si esibiranno in prove con un coreografo, tanto per fare un nome a caso, diciamo del calibro di Garrison. Sì, esatto, c'è proprio lui, c'è anche quest'anno, c'è Garrison, e posso garantire che non lascia stare le ragazze neanche un minuto della giornata. Penso che la Crystal possa confermare che Garrison Alle 2 di notte dormire disperate per terra con la testa su uno zainetto, con Garrison che diceva dai forza, forza, si lavora, forza. Voglio dire che quell'uomo è, per l'età che ha, perché non è un ragazzino, è bacchetta molto ed è instancabile, è vero? Allora, simpaticissimo, cioè era bellissimo stare in sala con lui, ci saresti stata 8 ore consecutive. Senza tacchi magari. Dopo le 12 ore per stancavi. No, mi ricordo, eravamo fino alle 3 in stanza, ancora non avevamo cenato nessuna delle ragazze e eravamo ancora lì in sala a provare quei tacchi, tutte che si scambiavano i cerotti, che non sapevamo più che cosa metterci, carta igienica sulle punte dei tacchi, era Posso confermare che l'anno scorso abbiamo fatto tanti giri in farmacia dei cerotti. Tantissimi, no, abbiamo mandato avanti le case farmaceutiche. Sì, niente da dire, però bellissimo, bellissimo, sì. No, noi l'ultima sera una mamma del nostro gruppo del Veneto fa, ragazzi bevete Zolì, arrivate in casetta, fa 6 lire, fa bevete perché non avete mangiato, bevute, eravamo arrivate alle 3 di notte dopo la prova del giorno prima della finale morte. Sì. Cioè, siamo andati su Strisciando. capiti. Però mi insegna molto questo, cioè il portamento, tutto quello che ti insegna lui è unico. Io ce l'ho ancora gli incurie, sono passati anni, io ancora mi sogno quando sbaglio un passo che mi dice no! Calma. Sì, diciamo che è anche un modo poi anche da rinfacciare poi nella vita di tutti i giorni, perché nell'università io mi vedevo la faccia di Garrison, che magari potevo dire no, io metto giù la penna, oggi non ce la faccio più a studiare, Garrison no, continua! Così allora mi mettevo a studiare. Garrison è qui. È un motivatore, in testa. Vorrei dire Garrison, un insegnamento, un uomo incubo. Sì, tutto. Però voi due me lo potete confermare, io lo dico sempre a tutte le ragazze che portiamo lì ogni anno, dico sempre ragazze, arrivate in un modo e fra una settimana mi direte che vi siete cambiate. E tutte mi dicono, vabbè, ma figurati, non sarà così. È vero ragazze, arrivate in un modo e tornate diverse.
è vero, è come un anno di esperienza, vedi che me lo confermano. Però è vero, confermo quello che hai detto tu, perché l'anno scorso a Taormina con la mamma di una delle ragazze la mattina, dopo aver bevuto il caffè, facevamo il nostro giretto in farmacia e la farmacista ormai ci diceva: ragazze, buongiorno, che cosa vi do oggi? Forse avevamo vinto un premio fedeltà oramai o qualcosa del genere, però insomma vedi, loro due lo confermano, sono effettivamente esperienze che valgono, giustamente diceva Giulia, una settimana di vita che vale un anno. Io è dal 2016 che faccio Una ragazza per il cinema. È dal 2016 che vado giù a Taormina e vi posso garantire che vado giù con poche e con tante ragazze. Le vedi partire, ma senza cattiveria, le vedi partire bambine e le vedi tornare dopo una settimana, che è un cambiamento veramente spettacolare. Le vedi più donne, più responsabili, stanche, però soddisfatte di quello della settimana che logicamente hanno lavorato per loro, specialmente per loro. Poi per carità anche per noi, però più che altro per loro, perché è la loro vita, quindi noi agenti è una soddisfazione avere delle ragazze così. È una soddisfazione immensa, come l'anno scorso che abbiamo il Veneto portato a casa 3 fasce. Siamo arrivati a un pelo al nazionale. Sì, abbiamo portato a casa un secondo posto nazionale, che voglio dire non è una cosa da poco. Abbiamo portato a casa il secondo posto, tra cui la Camilla ha vinto anche la fascia la Miss delle Miss, che è stata scelta tra oltre 100 ragazze, è stata scelta come la ragazza rappresentante di tutte le Miss. E poi la Elena, che anche lei ha vinto la fascia prima donna, quindi l'anno scorso abbiamo portato a casa 3 fasce nazionali. Speriamo quest'anno Quest'anno cercheremo di bissare quel successo e di fare ancora di più, vero? Casomai inviteremo il sindaco che venga giù alla finale. Ma io penso che verrebbe volentieri, cosa ne dici, Elvi? Abbiamo invitato Mario, abbiamo invitato Giulia, Beatrice e vediamo che il sindaco adesso. Vabbè, puoi dirlo anche a Crystal, però. Ma Crystal è già partecipante con noi, glielo devo dire, tanto parte già con noi. Va bene, ti ringrazio e detto questo, noi ci sentiamo dopo. Noi andiamo avanti, abbiamo fatto riposare anche un po' le ragazze, si sono ricaricate e adesso le vedremo nella sfilata in costume e partiamo con la numero 1, Sara Manfrotto. Ora che il silenzio veste le mie sere e che il tuo nome è solo un eco altrove, cammino piano dentro i giorni vuoti, dove la tua voce è vento fra i pensieri, ma l'eco dei tuoi passi è qui con me, non smette mai di battermi nel petto come una melodia che non si spegne. Resti anche se non dovresti. Scatto fotografie di ciò che non ritorna, ombre sulla pelle, parole senza forma. Mi manchi come l'alba ai sogni stanchi, come la luce al cuore dei passanti, e l'eco dei tuoi passi è qui con me, mi attraversa dolce come pioggia lenta, in ogni strada, in ogni notte spenta, sei la voce che non mente. Se potessi riscriverti nei giorni, Chiudiamo con la numero 2. sceglierei
non ho più te davvero. L'eco tuo diventa il mio sentiero. Scatto fotografie di ciò che non ritorna, ombre sulla pelle, parole senza. Andiamo avanti con la numero 3. Sotto il cielo che respira, due sorrisi accendono la sera, come fari nel silenzio, illuminano ogni senso. Voi dolci muse del mio cuore, un raggio di sole in ogni colore, sotto le stelle danzate leggere, siete la poesia che il vento vuole scrivere. Nel riflesso di un tramonto c'è la luce del vostro mondo, ogni passo che fate qui trasforma il tempo in melodia. Voi dolci muse del mio cuore, un raggio di sole in ogni colore, sotto le stelle danzate leggere, siete la poesia che il vento vuole scrivere. Numero 4. Riflesso di un tramonto c'è la luce del vostro mondo, ogni passo che fate qui trasforma il tempo in melodia. Voi dolci muse del mio cuore, un raggio di sole in ogni colore, sotto le stelle danzate leggere, siete la poesia che il vento vuole scrivere. Ed io resto qui a guardarvi come un sogno che si svela. Ogni parola che vi dedico diventa un abbraccio che non vola via. Le stelle splendono sincera, siete la bellezza che canta nel cuore mio, che mai vi abbandona. Numero 5. Hai detto che l'amore è un grattacielo in miniatura, che crolla se ci soffia addosso anche l'aria di un forse. Ma io ho costruito castelli con le figurine, e ogni volta che sorridi mi cade un mattone in più. Abbiamo litigato su chi ama di più, come se fosse una gara e ci fosse un trofeo. Ti comprerei il mondo con 1000 lire d'amore, che non bastano, lo so, ma fanno un po' rumore. Ti porterei via su un treno che non parte, ma intanto resto qui a perdermi tra le tue risate. Sei bella come il meteo quando sbaglia previsioni,
e piove felicità, anche se doveva essere grigio. Collezioni tramonti in tasca con Numero 6. E mi insegni che i silenzi valgono più delle stelle. Ti comprerei il mondo con 1000 lire d'amore che non bastano, lo so, ma fanno un po' rumore. Ti porterei via su un treno che non parte, ma intanto resto qui a perdermi tra le tue risate. E se un giorno ti scordi chi sei davvero, leggi questa canzone, è il tuo specchio più sincero. Numero 7. Nel tuo sguardo c'è l'orizzonte, una strada che mi porta via. C'è il vento leggero che mi racconta di sogni che non svaniscono mai. Nel tuo sorriso c'è la mia casa, una luce che illumina il cuore. Nel silenzio di un tramonto lento E andiamo con la numero 8. il respiro che mi fa vivere. Sei il viaggio che non ha confini, sei la notte che mi fa sognare, sei la voce che mi resta dentro, sei il sole che non vuole tramontare. Ho camminato tra 1000 strade, cercando qualcosa che assomiglia a te, ma niente ha il colore della tua voce, niente ha il battito dei tuoi passi. Sei il viaggio che non ha confini, sei la notte che mi fa sognare. Bene, così abbiamo ammirato tutte le nostre miss in costume e io le inviterei a venire qui, ma forse non sono pronte? No, allora aspettiamo un momento, vediamo un attimo che si preparino, perché le rivoglio qui tutte insieme in sfilata. Nel frattempo mi avvicino ai nostri giurati. Che cosa ne dite, ragazzi? Abbastanza dura stasera, eh? Giulia si sta tergendo il sudore, come dire basta, lasciatemi stare. Tu le vuoi brutte, così non fai fatica. È complicato, però chiediamo un po' all'unico uomo della giuria, è così tanto complicato? Buonasera a tutti. Beh, onestamente rispondendo alla tua domanda non è complicato, è comunque come ogni un concorso di bellezza, come a scuola, come nello sport, c'è una competizione per cui
c'è una gara e lì ci sono dettagli che possono fare la differenza. Per me comunque è questo che ci tengo, un onore partecipare a questa serata, una serata che celebra la bellezza in tutte le sue forme. Se è vero che la bellezza esteriore è un dono della natura, è anche altrettanto vero che la bellezza interiore un po' dipende dalla famiglia in cui si cresce, per cui complimenti alle mamme e papà e anche ai nonni che spesso si occupano dell'educazione dei nostri figli, ma anche è merito delle ragazze che con passione, con voglia di crescere si mettono alla prova e cercano di portare avanti e di inseguire i loro sogni. Infatti io indico sempre alle famiglie di lasciare ai propri figli come si dice, la voglia di inseguire i propri sogni, di poter sbagliare, come ha detto prima una concorrente, che bisogna sbagliare tante volte, non è un problema, non è una malattia l'errore, anzi bisogna sbagliare per imparare e per crescere, per cui per far crescere i nostri figli dobbiamo lasciarli fare, sempre all'interno dell'ecito, diciamo, no? Però comunque lasciarli fare sarà il modo migliore perché essi possono crescere e anche, perché no, realizzare i propri sogni, magari in un concorso di bellezza, nello studio, nello sport o nella vita quotidiana. Colgo l'occasione per fare i complimenti agli organizzatori, Max Eventi, alla bravissima presentatrice, perché facendo queste serate, questi concorsi, danno modo a tutte le concorrenti, a tutte le ragazze di poter mettersi alla prova e veramente proprio poter crescere. Condivido quanto avete detto prima, che le ragazze iniziano a fare, a portare avanti, ad inseguire questa passione, che sono ancora magari bambine, non anagraficamente ma sotto un profilo anche di atteggiamento, ma poi il confronto con le altre concorrenti, con amiche, poi mi viene da pensare, perché poi si instaurano anche delle nuove amicizie, dà modo a loro di poter crescere, di poter maturare e di poter capire che nella vita è importante stare in gruppo, è importante fare gioco di squadra, perché da soli si possono ottenere anche dei successi, però insieme veramente si riesce ad andare lontano. Per cui un in bocca al lupo a tutte le concorrenti che vedo che stanno arrivando insieme, con l'augurio che possano sempre realizzare i sogni che portano dal cuore, e auguro a tutti comunque un proseguo buono di serata e nella massima felicità. Per cui buonasera a tutti e in bocca al lupo a tutte le concorrenti. Naturalmente grazie anche alla giuria d'eccezione di cui sono onorato di avere al mio fianco. Grazie. Grazie a te Elvi per queste belle parole, e intanto io direi di accogliere con un grandissimo applauso le nostre Miss in questa passerella. Calda del 79, giorni di sole, spiagge dorate, lui con un cuore che batteva veloce. Io immagino, ragazze, che l'emozione sia ancora tanta, però abbiamo superato l'esibizione con la prova talento, abbiamo superato l'esibizione in passerella con gli abiti, quindi adesso rimane l'emozione di aspettare gli esiti di questa serata. Immagino che adesso magari emozione e agitazione per altri motivi siano ancora alle stelle, direi, però io direi di fare dire proprio a loro come si sentono e cosa provano, perché è giusto sentirlo. Come siamo l'agitazione? Allora, mi chiamo Sara Manfrotto, riguardo l'agitazione, che dire, è tantissima e penso che rimarrà tale fino alla fine della serata. L'agitazione già da ogni serata
diceva prima Cristian, la 20ª legislazione c'è sempre e penso sia comunque una bella cosa, perché penso che comunque per mostrare se stessi, mostrare il proprio fisico al pubblico, insomma, durante parecchia gente mette comunque sempre molta ansia e poi aspettare anche il voto, comunque insomma i pareri dei giudici, anche quelli sono dalla sua parte. Grazie. A Emozione come stiamo? Tu sei una delle più piccoline, più giovani. Come va Emozione? Allora, io in verità sono sempre molto affezionata, soprattutto perché per me è un mondo completamente nuovo, però penso che sia anche questo il divertimento, perché senza emozioni non possiamo emozionare gli altri, quindi serve sempre. E quindi sono molto contenta di quello che ho fatto e l'emozione c'è, ma in senso positivo. Tu che cosa mi dici? Anche tu, insomma, ti vedevo abbastanza emozionata perché io le vedo quando arrivo. Buonasera a tutti, io mi chiamo Rebecca e sì, sono sempre stata, diciamo che è una cosa nuova per me sfilare, ho iniziato da poco e sì, niente, l'agitazione c'è comunque. Che cosa mi dici tu? Come siamo messi? Le tue impressioni? Allora, io sono appassionata e diciamo che questa sera ho dato il massimo della mia emotività. Ero ansiosa, però adesso come ho detto la numero 3 è calata perché mi sono divertita, grazie a Massimo e Monica, è stata una bella serata, davvero auguro buona serata. Buonasera a tutti, io sono Denise Linda e mi aggrego a Giada per quanto riguarda essere delle persone emotive, perché anch'io lo sono, e sicuramente questa sera è stata una delle serate più importanti dove appunto l'ansia c'era, soprattutto all'inizio, però sono molto contenta di essermi messa alla prova e di essere qua stasera. Grazie mille a tutti e buona serata. Eh sì, l'emozione penso che colga un po' tutte. Che cosa mi dici tu? È sicuramente sempre emozionante mettersi di fronte agli altri, soprattutto perché viviamo in una generazione piena di giudizi, soprattutto io sono la più vecchia tra di loro, di solo un anno per me, e loro soprattutto che sono emotive e sono fragili, a volte il giudizio delle persone può davvero influire su come loro potrebbero affrontare gli discorsi. Quindi il concorso è uno dei concorsi che ho tenuto bevuto perché ritengo che sia molto importante. L'anno scorso anche qui in Veneto hanno portato una borsa di studio, se non erro, quindi la ragazza ha studiato per un anno cinema, io ho sempre fatto tutto da autodidatta, quindi potrebbe essere l'opportunità della vita. Ho studiato per un anno all'Accademia del Cinema a Roma, ma con insegnanti del calibro, a caso Giancarlo Giannini, che non è proprio un grande commentatore, quindi da imparare c'è parecchio. Che cosa mi dici tu? Buonasera a tutti, mi chiamo Veronica e anch'io sono tra le più vecchie perché ho 21 anni. Sfilo da quando avevo 13-14 anni, poi per qualche anno ho smesso e ritornare in passerella devo dire che ha portato veramente grandissime emozioni. Quindi in bocca al lupo a tutte e un complimento a Max e Monica. Grazie, fra l'altro io adesso
adesso che la giuria si è ritirata, quindi non influenzo nessuno, voglio dire una cosa che ho notato che mi ha fatto molta tenerezza, e parlo proprio della nostra numero 7, che è molto giovane, avete sentito, ha 20 anni, ma l'ho vista sempre con un atteggiamento così materno, così accudente verso le ragazze più giovani. E perché ho detto non influenzo la giuria? Perché questo atteggiamento lo vedevo soprattutto verso la numero 2, perché è la sua sorellina più piccola, quindi lei questa sera l'ha fatto proprio da mamma, guidandola. Sei stata molto più grande della tua età, devo dire la verità, ti faccio i complimenti. Bene, detto questo, sì, fate un applauso enorme a queste ragazze. Adesso io vi invito a fare la vostra passerella finale prima delle premiazioni. Congediamole con un altro grande applauso. Sotto l'aurora di luci splendenti, le mie stanzano libere e scintillanti, con i sorrisi che illuminano la notte, portano gioia in ogni passo, ogni nota. Oh, mari belle, balliamo senza freni. Bene, finché Fabrizio ci raggiunge, io voglio invitare le nostre miss a tornare qui in passerella. Accogliamole con un applauso perché insomma sono state là tutte in tensione a aspettare i risultati. Le miss portano luce in ogni angolo, con l'energia che risplende magico. Ogni passo è un inno alla libertà, insieme creiamo la nostra realtà. Eccoci qua ragazze, è arrivato il momento tanto atteso. Io adesso inviterei qui anche i nostri giurati in passerella e darei il passo a chi porta la corona della nostra miss. Vieni qua Giulia, che facciamo ammirare questa corona che stasera, ricordiamo, andrà a incoronare la nostra miss, una ragazza per il Veneto 2025, con tanto di pelù, quindi orecchini e luminosissima collana. Allora, io direi senza indugio di iniziare subito con le premiazioni e comincerei dalla fascia ragazza per il cinema eleganza. Qui a premiare vorrei Giulia e Beatrice. Eccole qua. Giulia è arrivata, adesso sta arrivando anche Beatrice. Benissimo. Allora, la ragazza per il cinema eleganza in questa finale regionale è la numero 6, Linda Dainese. Linda, vieni. La noche nos llama, no hay reglas aquí. Tu cuerpo me atrapa, no quiero salir. Las luces reflejan tu piel al bailar. Yo sigo el compás, no quiero parar. Perdidos en el ritmo, tú y yo sin miedo, girando en el fuego de este amor sincero. Las olas nos llevan. Che brava la nostra Linda. Puoi anche respirare adesso, perché sennò muori. Andiamo avanti e andiamo avanti con la fascia ragazza per il cinema Miss delle Miss. Puoi spiegare, Max Eventi, che cos'è questa fascia? Eccomi qua, allora vi spiego, l'ho detto prima, le 8 ragazze qua questa sera tra di loro si sono votate, hanno scelto una ragazza
E questa secondo me è la fascia più bella che c'è, perché vedere 8 ragazze che scelgono un'amica, che alla fine è una concorrente, è la cosa più bella che ci può essere. Andiamo a svelare. Allora, prima di tutto vorrei premiare Crystal e Giulia. Vuoi dire tu chi è la Miss delle Miss o vuoi che lo dica io? Dici tu? Dai, ti lascio dirlo. Metti gli occhiali. Allora, una ragazza per il cinema, Miss delle Miss, nella numero 3, Noemi Chiricano. Tus manos me rozan, mi piel se eriza, tu risa es un canto que nunca se olvida. La música suena, nos deja volar, bailamos sin pausa, sin mirar atrás. E brava anche alla nostra Noemi, e andiamo avanti con la fascia Ragazza per il cinema in gambe. A premiare vorrei Crystal e il nostro sindaco Andy Bentani. La ragazza per il cinema in gambe questa sera è la numero 1, Sara Manfrotto. Complimenti anche alla nostra Sara che intanto fa le foto di rito. Perdidos en el ritmo, tú y yo sin miedo, girando en el fuego de este amor sincero. E andiamo avanti con la fascia di Ragazza per il cinema talento. A premiare in passerella vorrei Giulia e Beatrice. La ragazza per il cinema talento questa sera è la numero 7, Maria Antonietta Marino. E complimenti anche alla nostra Maria Antonietta. Andiamo avanti, ci avviciniamo al podio. Premiamo la ragazza per il cinema al lago. A premiare vorrei Fabrizio e Beatrice. Ancora sconvolta dal grillo, ti capisco, è successo tante volte anche a me stasera. Allora, dicevo, ci stiamo avvicinando al podio. La ragazza per il cinema al lago 2025 è la numero 8, Veronica Scotton. Complimenti anche alla nostra Veronica. Complimenti anche alla nostra Veronica. E adesso, signori, è arrivato il momento di coronare la nostra Miss, una ragazza per il cinema Veneto 2025, la fascia regionale di quest'anno. A premiare qui in palco vorrei tutti i giurati e Fabrizio anche. Lasciamo un attimo decidere su chi metterà corona, chi fiori e chi fascia, un sacco di cose. Allora ci siamo, la ragazza per il cinema
Veneto 2025, quindi fascia regionale 2025 è la numero non ho sentito mica tanto. Pubblico si è addormentato, la volete sentire chi è sta vincitrice? Forza, forza! Una ragazza per il cinema, Veneto 2025 è la numero 7, Maria Antonietta Marino. E Max, ovviamente. Lasciamo un attimo decidere su chi metterà corona, chi fiori e chi fascia, un sacco di cose. Allora ci siamo, la ragazza per il cinema, Veneto 2025, quindi fascia regionale 2025 è la numero sentito mica tanto. Pubblico si è addormentato, la volete sentire chi è sta vincitrice? Forza, forza! Una ragazza per il cinema, Veneto 2025 è la numero 7, Maria Antonietta Marino! Sei una stella, sei magia, brilla forte, vivi la vita. Il mondo gira sotto ai tuoi passi. E complimenti alla nostra Maria Antonietta che sta facendo di tutto per non piangere senza ovviamente riuscirci, ma va bene perché sono lacrime di gioia. Palcoscenico acceso. Ha già indossato la sua bellissima coroncina, sta indossando anche la parure. Mostra al mondo chi sei. Dance, dance, shine so bright. Fai tremare il cielo stanotte. Move, move on this night. Sei regina, sei fuoco, sei io. Abbiamo un attimo di pazienza perché non è facile infilare sti orecchini in diretta, Musica che vibra nel vento. Non esiste. Immagino. Sei un lampo, sei energia. Anche perché poi si serve tutta intera dormire, non è che la vogliamo senza un orecchio. Era il ritmo, non fermarti, questa notte è tutta tua. Ogni passo, ogni battito. Facciamo un enorme applauso. Allora, Maria Antonietta, fai un attimino un passo avanti qui con me, vieni anche tu Max. Allora, non siamo riusciti a trattenere la fiducia e ci sta perché vuol dire che è un'emozione, vuol dire che è bello, vuol dire che sei contenta. Non so se farti dire due parole, no, in questo momento proviamo, dai. Allora, innanzitutto grazie, è bellissimo e innanzitutto ovviamente rappresentare il Veneto alle nazionali sarà sicuramente un'emozione unica e sono molto contenta anche della fascia talento perché come ho detto è quello che veramente mi spinge ad andare verso questo concorso, la recitazione e voglio comunque dire bravissime tutte, soprattutto mia sorella. Vabbè, ci stava, dai. Tu sei la mamma chioccia, non la sorella. Questi sono i tuoi fiori. Io direi, vuoi che le facciamo fare una passerella da sola? Beh, Io direi che è doveroso. onestamente è Miss Veneto, una ragazza per il cinema. Prego. Vai, la passerella è tutta tua.
ma fragile. Notte dorata, cuore instabile. Strade che parlano, sogni che fuggono. Nella tua pelle il buio e il fulgore. Roma sospesa. Eccoci qua, io voglio approfittare per ringraziare ancora una volta Fabrizio. Non so se vedo che gli stai passando il microfono. Vuol dire qualcosa? Ti guardi male, non lo so, vuol dire qualcosa? Io sono quasi commosso perché insieme a me ho voi, ho te Monica, ho Max, ho Elvi che è sempre vicino a noi in questi eventi, è presente, e vorrei ringraziare tutte le ragazze che sono meravigliose, che si sono messe in gioco e vi garantisco che prima o dopo avrete un premio nella vita. Ringrazio tutte le persone che sono state qua, ma principalmente voglio ancora ringraziare Max che stamattina alle 7 era qua. Oggi ha mangiato un piatto di pasta con noi e fino alle 2 di questa notte sarà qua per smontare tutto. Ringraziamo Max, ringraziamo la Monica, ringraziamo tutti gli operatori che in silenzio da dietro preparano una settimana di lavoro che poi andrà a finire sui social. Ringrazio ancora tutte le ragazze e ringrazio Elvi. Che dire, innanzitutto complimenti a chi ha vinto il concorso, a chi rappresenterà il Veneto a Taormina, ma complimenti anche a tutte le concorrenti e a loro dico questo non è il punto d'arrivo ma il punto di partenza, per cui credeteci sempre fino in fondo, prima o poi le soddisfazioni che desiderate, quelle che portate nel cuore arriveranno, credeteci sempre. E ringrazio anch'io gli organizzatori, Monica, giusto? Monica e Massimo per questa realtà che state portando avanti da anni con determinazione e passione, ma soprattutto per poter far realizzare un sogno a queste ragazze. E infine un ringraziamento speciale a chi ci ospita, a Fabrizio, a Darigo che è qui che mi osserva, per aver messo a disposizione questa bellissima location per questo concorso, per momenti di amicizia e di insieme che regali sempre ai tuoi ospiti in questo locale, ma soprattutto per il lavoro straordinario che stai portando avanti da tanti anni, giorno dopo giorno, con determinazione, per migliorare il locale, per dare un punto di ritrovo a famiglie, persone di qualsiasi età, dai bambini alle persone anziane. Grazie per quello che stai facendo per la nostra comunità. Tu sei un esempio da seguire per tutti i nostri concittadini. Veramente grazie per quello che stai facendo insieme ai tuoi collaboratori, insieme alla tua famiglia. Lo ripeto ad alta voce, io sono a conoscenza delle difficoltà quotidiane che un'attività può avere, di qualcuno anche che può metterci sempre purtroppo per invidia il bastone tra le ruote, ma tu hai dimostrato con determinazione, con onestà, con lealtà e con la voglia di vincere, di superare gli obiettivi che ti sei posto. Avanti tutta e faremo insieme una grande Soresino. E poi rinnovo ancora un applauso straordinario a queste meravigliose ragazze, vere protagoniste di questa serata, di questo evento di bellezza. Le vere bellezze siete voi. Complimenti a tutti. Bene, grazie Elvi, rimanete qui con me, fate questo sacrificio un attimo, anche se stiamo lottando a morte con l'incursione aerea di questi grilli che ci terrorizzano. Io voglio un attimo ringraziare ancora Sara con le sue splendide danze, Federico Bolzon per le sue meravigliose foto, Mario Monesi e il suo Giriferro Team per i video fantastici, Sandro Ventura che era in fondo, non lo so se puoi venire un attimo qui con noi per la colonna sonora, se puoi venire mi fa piacere, vieni, fai una corsa? E so che Max voleva anche dire qualcosa, giusto Max? Intanto
Ecco che ci raggiunge Sandro. Ma grazie. Bene, Grazie mille. è arrivato il momento ufficiale. Sì. Dopo che ho smontato tutto vado a casa. Intanto complimenti a tutte le ragazze fasciate, siete tutti ufficialmente in finale nazionale, tutte le ragazze fasciate sono ufficialmente in finale nazionale a Taormina. Devo anche dire, chi non si presenta delle fasciate, perché non può venire o altre cose, in automatico passa la ragazza successiva in graduatoria, ok? Quindi anche le ragazze non fasciate hanno la possibilità di venire in Sicilia, ok? Questo è il regolamento. Cosa stanno combinando queste due? Voglio capire. Ah, perché andavate via come gatto silvestro? In settimana adesso creeremo un gruppo nostro, quindi gli metteremo tutte le informazioni necessarie, in automatico aspettiamo la vostra risposta. Logicamente può essere che qualcuno non può venire, per dare possibilità alle altre ragazze di prepararsi e di non trovarsi all'ultimo momento per l'aereo eccetera eccetera, e anche per riprepararsi la prova talento. A Taormina la prova talento equivale a una borsa di studio. Datemi da fare per guadagnarvi questa borsa di studio. Intanto finora ha parlato Fabrizio, ha parlato il sindaco, sto parlando io con Monica, adesso tocca a me. Allora, per prima cosa, come sempre ringrazio tutti i genitori, perché senza di voi una ragazza per il cinema non ci sarebbe. Poi ringrazio le mie fanciulle presenti, perché per me sono le mie bambine, come Crista lo sa, per me le ragazze sono tutte le mie bambine. Ringrazio Fabrizio, come sempre per me, non so, è un grande. Lo sei Francesco, grazie, come sempre indispensabile. Grazie per il lavoro che ha fatto seguendo il backstage, Francesca. Federico, Mario, Giulia, Beatrice, grazie ancora a tutti voi, grazie a tutto lo staff di Fabrizio, senza di loro siamo rovinati. Notte, grazie ancora. Detto questo io direi ragazze, partiamo con la vincitrice, guida la passerella finale, poi tornerete qui per le foto. Intanto Sandro ci mette una bellissima musica, la passerella la fa anche la nostra Sara ovviamente, e la fa anche la nostra Francesca. Forza ragazze! Facciamo fare una passerella più girate? Anche Giulia e Beatrice, via! Mi hai baciato con il fuoco, mi hai spinto sull'asfalto, Roma sospesa, Roma benedetta, Roma sospesa, Roma benedetta. Tu sei la madre, tu Carissimi amici di G di Ferro Team, anche questa finale regionale è finita! L'abbiamo fatta! E meno un'altra! E tra grilli. No, guarda. E grilli. Allora io devo chiedere già scusa. Ho dovuto tirare delle cuscinate a Beatrice. Sì, appunto, certo avevo una roba. No, No, aveva un grillo grosso come una casa. Tipo questo. Sulla frangetta ho dovuto. Però direi che banda alle ciance, ciancio alle bande. Inizierei col presentare
una delle prime fasciate che vedremo stasera, che si sono aggiudicate il posto per arrivare giù a Taormina per la finale nazionale di Miss Una Ragazza per il Cinema. Partirei con Miss Una Ragazza per il Cinema al lago, prego! Buonasera a tutti, mi chiamo Veronica, ho 21 anni ed è una grandissima emozione aver vinto la fascia e volare letteralmente per la finale. Abbiamo già guardato gli aerei? Non ancora, però Adesso si prenoteranno. mentre va a casa. Mamma, io non te la volevo dire così. Ti ricordi che volevi andare a fare quel viaggio a dicembre al caldo tutta la famiglia? Non si può fare, che dobbiamo prendere last minute da 2000 euro per la Sicilia. Ma no, dai. Ma no, si scherza. Pronta per la finalissima? Prontissima, è stato veramente un piacere e ho provato grandissime emozioni a rimettermi in gioco e è andata benissimo. Esatto. Quindi direi che possiamo continuare a rimetterci in gioco dopo quest'anno propizio che ti è stato dato. Sì, assolutamente. E noi passiamo alla prossima Miss. Ora siamo qui con una ragazza che ha vinto una fascia speciale, perché lei è la Miss delle Miss. Come voi avete già sentito nel video da parte di Max, lei è stata eletta prescelta dalle sue amiche, colleghe, compari dal backstage, insomma. Anche perché ha detto Max che hanno scelto quasi tutte lei, tra l'altro. Assolutamente è stata una sì. delle prime volte. Assolutamente sì, infatti sono state oneste oggi, perché di solito si vota un po', io voto per me, lei vota per lei, invece oggi hanno votato per te. Allora, com'è aver preso questa fascia per te? Che sentimenti hai? Sono molto grata verso le mie compagne di questa avventura, perché non mi aspettavo votassero così in tante me, e sono molto felice che abbiano scelto proprio me. A quanto pare sei piaciuta, sei simpatica, si vede. Cosa ne pensi? Ti ritieni simpatica? Molto. Bene. Molto simpatica. Bene. Quindi è giusto assolutamente. Magari che questo non sia un buon auspicio per essere la Miss delle Miss della nazionale. Esatto. Se vogliono votare me, Chi sono io per dire di no? Tu fai la simpatica. Tu sei quella che presterà sempre. tutto. Sì, vabbè. Ma posso questo? Ma prego, ma vai, ma sì, prendi, ti do tutto, la valigia, una gamba. E fu così la Miss delle Miss. Ma adesso presentati al nostro pubblico. ciao a tutti, mi chiamo Noemi Di Vigiano, vengo da Marghera in provincia di Venezia. Ho 15 anni e sono una studentessa di Scienze Umane. E nella vita mi piace molto ballare, il cinema, il canto, tutte queste cose legate al mondo un po' dello spettacolo. E sei approdata nel concorso giusto. Però qua bisognerà fare una domanda molto importante, perché la Miss minorenne ha l'obbligo di portare un accompagnatore, non può viaggiare da sola. Chi scegli? Non ne ho idea. Chi vuole portarmi? Chi dei parenti si offrirà maggiorenne, amore? La nonna, una di noi. A posto, vai con la nonna. Contenta? A posto. Dato che la nonna ci ha dato l'ok, la mandiamo direttamente a fare la valigia con la nonna. Bene, e noi passiamo alla prossima Miss. Eccoci qua con Miss Eleganza. Buonasera. Buonasera a tutti. Colei che ha applaudito e ha detto brava a chi ha vinto questa fascia. Peccato che era lei. Sì, bellissimo. Oh, ok, va bene. È la numero 6. Brava. Tesoro, sei tu, vieni. No. Esatto, penso che sia nel primo posto del top 10 reazioni uniche quando diamo una fascia. Cioè, questa è stata la mia preferita in assoluto, ti porterò negli annali della mia storia, te lo giuro. Secondo me dovremmo fare una compilation, tu sarai la prima. Sì, certo. Sì. La numero 1, la migliore reazione. Brava. No. Stupendo. La recitazione ha vinto. Esatto. Ha già vinto, secondo me, la fascia talento a Taormina. Quindi immagino che tu sia molto emozionata. Sì, sono molto emozionata, grazie per averlo chiesto. Si vede, si nota parecchio. E niente. Allora, chi sei? Da dove viene? Nome, cognome, età, paese di nascita? Quanti criceti hai? Sei non lo stupita di altro nella vita e non te ne sei accorta. Ti piacciono questi grilli? Vai, prego. Allora, io mi chiamo Dainese Linda, vengo da Borgo Veneto, un paesino in provincia di Padova, e nella vita studio fashion design e mi sono appena diplomata.
magari Stiamo già pensando all'oltre. Stiamo già pensando alla laurea. È già però piena arriverà. dei 5 anni di università, quindi ho detto mi sono già laureata, così lo dico e sono a posto. Tanto quello che si dice in internet è sempre vero, quello che dicono. Quindi Esatto. lo facciamo passare per vero. Mi piace tanto la musica e come ho detto la mia più grande passione è la moda, quindi ho deciso Sei di capitata a studiare. pennello. Grazie. Sogni nel cassetto? Oltre a Diventare- vincere ovviamente, una ragazza Certo. per il cinema. Vincere e diventare una stilista di fama mondiale. Bene, prendi il numero. Ah, ma assolutamente, ma lei appena realizzerà i suoi primi abiti verrà da noi da G di Ferro Team a farceli vedere. Questo è poco Beh, sicuro. se posso dire, l'abito da sera argento l'ho fatto io. Bellissimo. Complimenti. Grazie. Hai già una persona che te lo vuole commissionare. Esatto, perché io ero là che ti guardavo, dicevo a lei, wow, bello quell'abito, era proprio bello quell'abito. Fatto molto bene, davvero. Grazie. Complimenti. Beatrice, devi chiedere il prezzo Sì, dopo. esatto, va bene. Prendi il numero, annota. Allora, io vorrei solamente ricordare a G di Ferro Team che io sono Giulia Urbinati, G di Ferro Team. Beatrice Tomada, una fascia che ho dato io all'epoca, assunta poi per darmi una mano a ricordare le cose. Quindi è lei che si deve le cose. Non ho mai capito perché io è da anni, da quando l'ho assunta fondamentalmente, che le cose me le devo ricordare io. Comunque non te le ricordi. Va bene, passiamo alla prossima Miss. Grazie mille, buona serata ragazze. Miss in gambe. Buonasera. Buonasera. Scusi, Miss in regia. Miss in l'inquadratura, grazie. Beh, poi io qua pago tutti per non fare il loro lavoro. Miss in gambe. Perfetto. Bene. Prego, si presenti. Buonasera a tutti, mi chiamo Sara Maprotto, ho 20 anni, vengo da Conselve, un paesino in provincia di Padova. Nella vita sono una studentessa universitaria e un'allenatrice di pattinaggio. Infatti, io sono stata esatto. l'unica che ha capito cosa facevi nel tuo talento, perché tu hai detto bella latino, bella così faccio, guardate che lei secondo me pattinaggio artistico perché sta facendo dei saltini. No, ma secondo me ne avrebbe messo in pattini. Facevi pattinaggio artistico, ho vinto. Esattamente. L'ho fatto per 14 anni, quindi... Beh, è bello, quindi porterai i tuoi pattini giù a Taormina? Molto probabile, sì. Sì, molto conviene, così almeno li fai vedere realmente. Non vedo l'ora di vedere i filmati di lei che fa salti incredibili sui pattini, sono veramente curiosa. Qua non era assolutamente la condizione se non volevamo fare un bagno in piscina. No, esatto. Però diciamo che è andata veramente molto bene. Come sono le emozioni? Aver preso la fascia, andiamo a Taormina, cosa pensiamo? Beh, sono gasatissima, sono agitatissima, non me l'aspettavo sinceramente. Sono proprio sincera, non me l'aspettavo, non vedo l'ora. Lei va a casa, fa già la valigia, parte tra un mese ma fa già la valigia. Molto È già pronta. Te lo dico io. Lei non tocca, farà tutto lì, i trucchi in valigia, poi si chiama, ho tutto in valigia, ho la valigia piena. Ma come se non mi metti che succede qualcosa, io la valigia ce l'ho pronta. Esattamente. Non li parte l'aereo, va a piedi. Sì, si cerca così. Si parte coi pattini. La vedi? In Romea, poi dalla Romea fino a giù alla Sicilia prende il traghetto e va. Me la vedo io, che la vedo molto in gamba. Basta. Giulia Urbinati, 3 eventi di fila, è stanca, ve lo dico. Vado via. Basta. Va bene, cara Giulia, concediamo la Miss. Congediamo. Stiamo un po' svarionando. Alla prossima Miss. Buonasera a tutti. Amici G di Ferro Team, ufficialmente Miss una ragazza per il cinema Veneto, Miss una ragazza per il cinema Talento, doppia fascia. È stata davvero un'emozione bellissima, una serata fantastica. E io sono Maria Antonietta Marino comunque. Mi piace come lei, Presidente, ti ha detto che intanto io mi presento, così leviamo questo piccolo ostacolo. Tu hai vinto ben 2 fasce. Onestamente, tu dopo aver vinto la fascia talento, ti aspettavi di riuscire a vincere anche la seconda fascia e hai detto vabbè, ho vinto, sono felice, a posto vado, non vincerò mai la corona. Allora, effettivamente sì, non me l'aspettavo. Dopo la fascia talento ho detto vabbè, bellissima comunque come fascia, perché appunto se sono qua è perché una ragazza per il cinema rispecchia il mio talento, sia quello che vorrei fare, l'attrice. Esatto. Quindi già aver vinto la fascia talento ho detto wow. Però il mio l'ho fatto. Esatto, avevo accantonato l'idea di vincere. Però è tutta un'altra cosa. Tutta un'altra cosa. Un'altra satisfaction. Sì. Però c'è da dire una cosa, anzi 2. I giudici erano unanimi. Sì, sia per il talento
sia per la tua coroncina. Grazie. Quindi eravamo tutti pienamente d'accordo. Stavamo appunto dicendo che sei stata unanime in tutte e due le categorie della tua fascia, quindi noi non vediamo veramente l'ora di vederti quando sarai giù. Ti facciamo in bocca al lupo. Io ti faccio un augurio. Oltre a quello classico di vincere il concorso, io faccio un augurio più speciale. Io ti auguro di vincere la borsa di studio per il cinema, perché il concorso è bellissimo, apre un sacco di porte, ma per una ragazza che viene qua, perché sì, è bellissima, sì, è una miss, ma lei lo fa principalmente perché vuole essere un'attrice, sa che questo concorso potrà aprire le porte di una scuola importante. Io ti auguro veramente dal cuore che tu possa vincere la borsa di studio. Ti ringrazio davvero e per me sarà un onore rappresentare comunque il Veneto con queste due fasce importanti. Sì, per me davvero spero che Dio ti ascolti, come si dice qua. Io spero di non vederti tornare in Veneto, io spero che tu vada direttamente a Roma a goderti il tuo anno nell'Accademia, veramente. Grazie. Poi raccontaci se anche per te Garrison è stato un sogno, un grande maestro e soprattutto un incubo che ti riappare tutte le volte, anche se passa molto tempo, perché siamo un po' tutte tanto amore, ma Garrison ancora ti vediamo davanti agli occhi quando sbagliamo un passo, va detto. Ti racconterò sicuramente, sarà un piacere per me potervi raccontare. Io un'ultima cosa da dire: quanto ti mancheranno i tuoi cagnolini, perché io ti ho vista che quanto ti mancheranno. Tantissimo, tra l'altro io ho anche 5 gatti, oltre ai miei 2 cani. A chi li affidi? Tua sorella? Alla mia famiglia, sì, mia mamma, mio papà, mia sorella, che comunque so che hanno lo stesso amore come un figlio anche per loro, quindi perfetto, quindi siamo tranquilli. Amici di Ferro Team, ce la chiudiamo insieme? La chiudiamo insieme. Amici di GD Ferro Team, da qua al lago a Solesino è tutto. Che dire, ci vediamo quando tornano da Taormina. Buonanotte. Ciao, buonanotte. E siamo qua. E siamo qua. E siamo qua. Max, siamo qua. Max, è finita. Sì. Per ora. Poi tu tra poco devi prendere l'aereo. Però per ora in Veneto è finito. Sì, finalmente è finita. Adesso anche lui è finalmente. È finita. Non è finita per te questa serata perché ha non so neanche quanti metri di tappeto rosso. Allora, come è andato quest'anno? Tiriamo le somme. Pagelle. Mi do un 7,5. Ah, bene. Un buono. Come mai? Semplicemente allora, devo dire la verità, lo sai che io piace sempre dire le cose come sono. Mi dispiace per le poche ragazze che hanno partecipato quest'anno al concorso Una ragazza per il cinema, però poche, ma buone. ma molto buone. Quello l'importante. Diciamo che è stata fatta una selezione per mandarle a Taormina, che secondo me è perfetta. Sì. No, le abbiamo azzeccate tutte giuste. Sì. Io sono di Siamo state anche abbastanza coerenti con noi, siamo stati molto severi, ma alla fine quello che ho detto anche a Giulia, l'ho detto anche a Crystal, qua non stiamo votando per una selezione unica o per mandare la ragazza in finale regionale, qua stiamo parlando di una finale nazionale. Sì, diciamo che a parte la prima, le altre erano tutte a pochi punti di differenza, a parte alcune che erano state escluse anche un po' per l'età, perché bisogna anche guardare quello, perché comunque lì ci vuole anche un'età per poter passare. Noi sì, esatto. Quelle che ci erano piaciute di più, appunto, a parte la prima, si distanziavano di 1 o 2 punti, non tantissimo. Sì, no, al massimo mi sembrava, se non ho visto male, 10 punti. Sì. Erano quelli tra la prima e tutte le altre, esatto, per il resto eravamo tutti lì, va detto. Comunque è andata. Grazie Max per averci voluto. No, grazie a voi. Grazie a voi, con voi è sempre un piacere, con Mario, con voi due. Eravamo dall'anno scorso che non vi avevo in compagnia. Monica, se vuoi venire anche tu? La Monica, poverina, è stata assalita dai grilli per una serata intera. Non sappiamo. Non dite niente. Tornare in trincea. Guarda, non dite niente perché l'altra volta i microfoni. Sì. Disastro. Questa sera i microfoni funzionavano perfettamente, però io presentavo ogni tanto con questi grilli che volavano in testa, il terrore. Allora terrore. Però l'antigrillo? Sì, per favore. Per l'anno prossimo una bella retina in testa, tutte
direi, dato che avevamo il sindaco di Solesino, gli facciamo direttamente un appello. Per favore, signor sindaco, facciamo qualcosa per aiutare appunto il ristorante al lago a debellare il grillo. Cortesemente. Almeno per le serate in cui noi siamo per qua. le selezioni e le finali regionali di Miss Una Ragazza Pelicina, perché ci farebbe veramente un grande piacere e un grande onore a noi. Perché se no noi ci presentiamo tutte con una bella retina in testa. Esatto. E in comune a protesta ci leghiamo. Certo, ti prego. Beatrice, salutiamo? Salutiamo. Salutiamo, diamo l'appuntamento per la prossima stagione e speriamo di essere qui ancora con voi perché ci troviamo veramente sempre molto bene. E buonanotte a tutti. Ciao, Buonanotte, ciao.